Dove si va? Eccoci qua. Dove siamo oggi? Oggi siamo davanti alla splendida pieve di San Floriano in Valpolicella. Quindi adesso andiamo a scoprirla insieme. Seguiteci. Ai piedi della Valle di Marano, nel cuore della Valpolicella, si trova un gioiello dell'architettura romanica. San Floriano è un piccolo paesino all'interno del territorio di San Pietro in Cariano, proprio nella parte centrale della Valpolicella, terra di sapori e di storia millenaria. La pieve di San Floriano era il principale edificio religioso della zona. Comprendeva i territori di Pescantina, San Pietro in Cariano e Marano. L'edificio sorge sui resti di un antico cimitero pagano, come testimoniano questi ceppi funebri posti alla base delle lesene della facciata. Come possiamo vedere qui, gli elementi erano posti a rovescio. Come mai? Probabilmente gli antichi costruttori volevano spogliarli del loro significato precedente. La facciata della pieve, seppur ricostruita e rimaneggiata, conserva tutte le caratteristiche dello stile romanico, con i suoi blocchi tufacei e la struttura a capanna. La somiglianza della pieve di San Floriano con la più famosa chiesa di San Zeno a Verona la fa sembrare quasi una sua miniatura. Il portico del chiostro presenta ancora traccia degli affreschi che un tempo dovevano ricoprire l'interno e l'esterno. L'interno è diviso in 3 navate, come suggeriscono le lesene sulla facciata, e un'abside che, all'epoca del primo impianto, doveva essere affiancato da 2 cappelle absidali, oggi scomparse. La visita a questo austero ma splendido complesso Magari accompagnata anche da un buonissimo bicchiere di Valpolicella. vi potrà far apprezzare ancora di più le bellezze indiscusse di questa zona. Alla prossima! Ciao!